No, adesso il professore Luigi Detti. Professore del padrone di casa. Io personalmente non ne sapevo nulla perché la signora che era qui sia mia sorella, no? Negli ambienti in cui siamo, diciamo, pietrosi anche nella comunicazione, questo ce lo dico, un luogo comune, diciamo, della sardità, no? Per cui all'ultimo momento sta pietra si è un po' sciolta, dice devi fare un paio di rime per il libro. Quale libro? E quanto tempo mi dai? E per 5 minuti ho fatto quelle 2 strofe che sono comparse nel libro. Vabbè, in realtà però poi, perché sembra che, diciamo, che siamo così laconici e parliamo poco, no? In realtà poi facciamo anche delle incursioni e dei veri e propri agguati. Per cui io ieri o l'altro ieri sono piombato dentro il Facebook della nostra associazione e ho pubblicato tutto il testo di questa cosa che si intitola Perdas, appunto, che adesso è fatta di una ventina di strofe, cioè 200 righe. Tanto mi è piaciuta, vedete, non è che dico male, che è questa, la prima strofa l'ho voluta usare come attacco del pezzo per andare proprio. Vabbè, però è curioso. Quindi, insomma, come succede a noi nell'utilizzare la rima, diciamo, le frasi ad effetto, lo facciamo perché è un modo per cercare di cogliere la sintonia non detta tra l'umanità che ci vive in quei luoghi e la natura stessa, cioè perché c'è una sintonia tra la psiche e il luogo e quindi scrivere con rime consente di evitare tanti fronzoli e tante lezioni noiose, diciamo. Però adesso sto facendo nozioni noiose. Come del resto ho fatto quel pomeriggio lì e per me era imbarazzante perché in realtà io sono stato abituato ad usare parole, no? Questo è un po' il mio mestiere e fare composizioni di parole è come fare composizioni di pietra, va bene? Però usare le parole per spiegare a persone dell'età dei miei genitori che cosa è un muro secco, no? O che cosa è una cosa del genere, diventa un po' fastidioso, è imbarazzante, cioè che uno che in realtà quelle cose non le maneggia, poi in realtà si permetta di dirle. In realtà le ho anche maneggiate, insomma, quindi questo mi ha aiutato molto. Ora, cos'è che mi sembra di cogliere nella situazione specifica di Aldaudi? Mi sembra di cogliere questo, che quelli che noi chiamiamo manufatti, no? Nella loro generalità propriamente non sono manufatti, sono un compromesso fra la pietra com'è e la pietra come vi serve, no? Poi li chiamiamo manufatti, però è abusivo questo, cioè c'è proprio ciò che è dominante anche nell'utilizzare certi luoghi per abbeverare il bestiame o nell'utilizzare certi luoghi per avere un riparo, è un compromesso con l'uomo. Quindi diciamo questa pietra per come noi la usiamo non è più quella che sarebbe stata se lì non ci fosse mai passato nessuno, diciamo, ma non è nemmeno il luogo come quando viene antropizzato. Quindi diciamo che il mio paese ha questa specie di miracolo, ma non è l'unico, ce ne sono tanti, dovremmo avere come dire, animo e occhio e sensazione su questo. Vi sono dei luoghi in Sardegna nei quali gli uomini hanno fatto dei compromessi. Questi compromessi non hanno una storia lunga, no? Cioè non hanno storicità nel senso di un passato, un progresso e così via. Se dovessimo rifare questa cosa, la rifaremmo esattamente così. Sorlaco per pigiare l'uva, i più antichi, sono nati sulle piattaforme di roccia, cioè con 30 metri di vuoto sotto. Va bene, fa venire i brividi, insomma, dover pensare di mettere i bambini a pestare l'uva lì, no?
E perché lì? Perché quelli erano i luoghi in cui cresceva, tuttora cresce, una vita molto particolare, dove si chiama Pitiana, che ha delle ramificazioni tremende, spropositate, finché ci si arriva, insomma, si prende l'uva e lì si fa quella. Altro che Noè che parla con Cam che si ubriaca, cioè fare vino con quell'uva è qualcosa di effettivamente ciclopico. All'Ardauli si chiama Pitiana. Si tratta di pergolati naturali che vanno in verticale sugli strapiombi. Sugli strapiombi. E sulla piattaforma è lo strapiombo. All'acino è normale o quello allungato? Sì, è allungato. Sì, è Pitiana è dopo, allungato. c'è un'uva che resiste a peronospore, queste cose, insomma. Va bene, detto questo, cosa vuol dire? Insomma, che ciò che ha ancora impregnato la mia generazione è che la pietra non è, diciamo, una cosa scontata sulla quale camminiamo, che cerchiamo di evitare, no? Ma è stata una forma di pedagogia, cioè una maestra, diciamo, e ha costruito tutto l'immaginario. Per cui anche la pietra così come è, noi siamo indotti a pensarla come antropomorfa. Questa cosa che noi chiamiamo fantasma non è la porta, è il fantasma, cioè l'apparizione dell'inferno, no? Perché appunto la pietra ha nei costumi di roccia delle forme a cui attribuiamo sembianze umane, però ovviamente mostruose. Con tutto ciò, adesso parlo un po' dalla fine, non è mica tutto bello, il mio paese è bruttissimo, ed è bruttissimo dalla fine, proprio perché si è fatto della pietra, si è fatto scempio, la si è oltraggiata, è uno dei paesi più infestati di cave, cioè quelle cave da cui si tiravano fuori i blocchi, no, di questa dimensione, che erano ovviamente più comodi per regale per edificare il muro, quindi abbiamo avuto un paese che era fatto appunto col compromesso con la pietra, che invece è diventato proprio un paese invaso, sfigurato da questa disponibilità molto facile di pietra tagliata. Quindi quello che è diventato uno scempio, una devastazione nelle colline, è diventato una devastazione dentro il posto dove abitiamo. In questo è bruttissimo, perché è anche difficile poi non essere così cattivo con no, le cose stesso. bisogna anche dire, diciamo, però insomma, facciamo un po' un passo indietro nel tempo. C'è stato anche un tempo in cui non si sono fatti compromessi con la pietra, la si è proprio scalpellata pretendendo di farle assumere le forme che volevamo, no? E cioè San Giovanni Battista, la morte, eccetera. E quindi il mio paese vanta anche una certa, diciamo, dovizia di luoghi di culto, anche molto belli, diciamo, molto rinomati per gli studiosi. La chiesa parrocchiale è una cosa effettivamente bella, fatta più o meno nel 1630, no? Quando Don Rodrigo e Renzo Tramanghino, insomma, erano presi con la guerra dei 30 anni e la pestilenza. L'Ardauli invece si faceva sta roba. A me sembra incredibile, no? Perché pensare l'amministrazione comunale di oggi o di 5 anni fa, che ha immagini di poter fare una cosa così graziosa, insomma. Quindi alla pietra dobbiamo tanto. Cosa dobbiamo, cosa mi sono permesso di dire allora ai miei paesani, che ovviamente non avevano bisogno della mia lezione? Mi sono permesso di fare considerazioni di questo tipo, che alla pietra noi non facciamo mai attenzione, eccetto quando ci serve, no? E ci facciamo così poca attenzione che persino San Francesco non le ha reso onore nel Cantico delle Creature. Cioè la pietra è semplicemente il palcoscenico dove ci sono le creature, ma non è una creatura essa stessa, sembra così. In realtà questa, come dire, precondizione del teatro, no? Questo palco che è la pietra sulla quale camminiamo, a cui non pensiamo,
in realtà alimenta profondamente la psiche e l'immaginario, non ne possiamo fare a meno. E ho fatto questo esempio, che le più potenti forme spirituali dell'unanimità, potenti nel bello di brutto, no? Dichiarano di fondarsi sulla pietra. L'Islam ha come suo centro una pietra. La cristianità ha come fondamento Pietro, no? Che è denominato, cioè a cui il fondatore cambiò il nome dicendogli tu d'ora in poi non sei quello che vedi, sei la pietra. E così Mosè porta, diciamo, i comandamenti di Dio Onnipotente nella pietra, la legge è la pietra. Questa cosa è piuttosto ricorrente ed è irrinunciabile, e non ci pensiamo proprio perché è irrinunciabile. È talmente irrinunciabile che appunto il sacro sarebbe impensabile senza la pietra. L'altare è di pietra, non esiste un altare corruttibile di osso o di mogano, no? Deve essere in pietra, brutta, scombinata, di squadra come diciamo, però deve essere in pietra. Nella pietra tu macelli ciò che deve essere sacro, la pietra è il luogo del sacrificio, la pietra è il luogo dove vieni battezzato, la pietra è quella nella quale quando muori devi riposare eternamente. Ora questo è quello che ho cercato di dire, e ho cercato anche di ricordare quanto era importante nella fondazione, diciamo, dell'immaginario occidentale la pietra, per come ne parla Esiolo, diciamo, nel suo libro sui manfatti, le opere, no? Le opere giovani, no? Per come è descritto nelle mitologie. E mi ha un po' incuriosito nel dire questo tipo di mitologia, che se uno non fa buoni compromessi con la pietra, cioè se non utilizza la pietra in modo amorevole ma anche in modo intelligente, la pietra combina guai. E quindi si è costruita la mitologia sul compromesso con la pietra, no? Prometeo è un gigante che opera intelligentemente col fuoco sulla pietra, e Efesto invece è un dio totalmente idiota. Polifemo è uno che non riesce, no, pur avendo una forza titanica, potendo maneggiare quello che voleva, non riesce con pietre di dimensioni enormi ad acchiappare un povero inerme, no, Ulisse, che appunto gli sfugge sistematicamente. Mentre Golia, che era piccolo piccolo, con una pietra piccola piccola fa fuori un gigante grande grande. Tutte queste cose ci insegnano molto, e soprattutto quello che io ci tengo a ripeterlo qui, perché siamo disgraziatamente sempre in tempi di guerra, e la guerra non è mai una metafora, però necessita anche di metafore per essere compresa. Penso che il mito più importante, diciamo, su cui è necessario riflettere è il mito di Sisifo, cioè dell'uomo che disperatamente, cioè senza perdere mai la speranza, cerca di portare in cima il macigno della pace. E il macigno crolla di nuovo, rotola disastrosamente a valle, nella condizione in cui gli uomini utilizzano l'intelligenza per non lasciare appunto pietra su pietra. E questo, diciamo, è quello che ho cercato di dire a Ardauli, ed è quello che ho cercato di interpretare in queste strofe. Posso dire che Ardauli è brutta, ma non brutta come dice, perché è vero, ci sono delle case un po' non finite, però adesso il centro storico sta risorgendo, le case in pietra finalmente stanno venendo fuori, le stanno ristrutturando, per cui la pietra viene salvata, vero? Sì, per cui io dico che Ardauli sta migliorando. E poi quando si va per le campagne di Ardauli si vedono le meraviglie che abbiamo visto qui. No, c'è forse un'altra cosa che ci tenevo un momento a dire, cioè tutta questa proliferazione di luoghi di certezza, diciamo, di presenza dell'acqua. Perché
poi l'acqua va custodita, ha una sua sacralità anch'essa, cioè, perché senza l'acqua e tutta questa abbondanza di ricoveri, no? Più o meno approssimativi o più o meno sofisticati come il pinnetto, il romulo, eccetera, no? In realtà in un luogo abitato molto circoscritto, nel senso che se ha una forma più o meno circolare o ellittica, percorrere il suo diametro più costa 2-3 ore, non è enorme, diciamo, non è ondoso, dilagante, no? Tuttavia è pieno di luoghi nei quali si poteva stare, cioè in cui si segna il territorio. Su Vignette e su Meu però non ha una porta, quindi se ti è necessario ci entri, ben inteso il mio, ma tu entri senza problemi. Ora questa cosa deriva dal fatto che al mio paese, suppongo da sempre, non si è mai affermata una condizione che impedisse a ciascuno di andare dove gli pare. Infatti gli ardaulesi sono perennemente in giro nella campagna. Non è che dicano questa è la mia parte, quella è la parte di quell'altro. Ciascuno deve poter andare dove vuole e di conseguenza in ogni luogo nel quale deve poter andare deve esserci un segno, diciamo, di presenza utile a me o agli altri. Questa specie di strana condivisione determina anche una condizione di rapporti sociali, cioè che pur essendo circondati da comunità nelle quali, diciamo, alle perse la regolamentazione sociale avveniva con la vendetta, perché il meccanismo è noto, no? Furto-vendetta. Ad Ardauli potevano esserci furti, però non c'erano vendette, cioè noi nella nostra storia non abbiamo vendette, non abbiamo sostanzialmente avuto feudatari, no? E per così dire io faccio parte di una comunità nella quale la gente non sa ubbidire e non sa comandare. Va bene? Ed è esattamente come la pietra, no? Cioè riesci a cavarne qualcosa entrando in un compromesso. Sì, se qualcuno ha delle domande, approfittate. Ci potresti leggere alcune strofe della tua poesia? Ma è molto lungo. Ha detto alcune, ha detto alcune. Poi sono tutte belle. È come la mamma che ha 20 figlioletti. Io però non è lunga. Sardo. Beh, tu sei in sardo. Qualcuno ha difficoltà a capirlo. Prova. 2 sì di sicuro. 2 sole. 2 persone sole non sanno sardo. 2 non sanno sardo. Gli altri Va bene. Scoveranno sottotitoli poi. Va bene. Dopo gliela traduciamo. Vediamo. Mi premerebbe vedere cos'è l'ultima strofa. L'ultima strofa in italiano dice: per capire questo luogo è necessaria la notte profonda. Nell'estate l'onda manda bagliori, noi siamo il Barigallo perché siamo di là dal fiume, no? Che adesso è la Pomere. E nell'inverno brilla la roccia, pietra senza guadagno, muta ad ogni fortuna, lo specchio della luna illumina questa tristezza. La composizione sarebbe così: si iumpas è scusato, in tu ed è sempre crasto, non batte rima basto, ma rocas e disterro, antumar de si ferro e arzolas che naoa, e su grasto e sazzoa solo che sasto e bastos. Linea profunda del monte atovian in questo luogo, Davideus ha fatto in zogo drizza de roca e caos. Crastos, commente crauso, li ligano a montagna e salvano a campagna le branas e de guastos. Saper destinto tue, da iuncos a tre simile, da Eurui a Roiasile, da Eolla in tre coronze. Muda che tita in Monza, tronosa in Savudina, quando in costa raidina urubula da Earo. Ad esempio da Mostentu verdas proseguile, primo su Gran Perzile, secondo su Scantone, e poi Blocos e Bastione, Muraldas e Pinnetto, Lavi del Manna Schellettos e Zana Spintas al Mar.
che abbiamo anche Domus Deianis infinito, eccetera. Tenemos per da ia, tenemos per da morta, per da ligada o isorta, quadra, bistuadra e frutta. Tenemos per da frunda e per da le verdaghe. Pure non vanno uraghe in mezzo all'acqua strada. Noi non abbiamo uraghe. Piegare per da verdula, chi è verda è gresi antica, verde terra formiga e treminer de rosa, verde in colore rosa o niente che sa morte, ma eterna che sa sorte e sempre che narrastos, perché la pietra non lascia traccia. Appena schiser naschilo da un posto in saper di attiare, gusti pro di imparare da un posto a pesare aia. Man mano va che sfraico con perda di ogni razza, e abbezzo sopra e sazza, cioè sopra il burrone, castia sul mondo da acqua. Progare su contone, noi scude sa sazzega, se non colli sa ega se spicchiando con niente, pur che sia potente levi per sul mazzo, sa creatura che le traggi, attento che in suo parto. Il padre di Socrate era uno spaccapietre e la madre di Socrate era una relatrice, quindi fare la pietra vuol dire fare. Saper da le orrodare, è bianca e che ne consumi, roda da fuochi a fumo, saprà che sa con carola. Manie da saper del mola, molende ma che si grazio, in simbolo e in crivaggio per farla formigli pastos. Sull'acqua e sabadorzo, fa che dono divino, sorrocca da introisino contenta sossidido, pastore e bandido. Bestiamene ogni armeno, s'abontani argento non desiggia l'apero spasto. Sull'acqua e cazziare, il zetta da essere di sustu, le amigas e de mustu, preoccupa se carrazzola. E setta saper di arzola su grigo azzunta, bella verda vertuta, vi orroccaia o basare. In sarto schino ausperda, sicuro che balluzzana, cioè argino. Terrighedda che in mezzana, paga un brutto oga da pizzo. Ma suore con manizzo, paga in vino e caso e acca, in sorrocca sa di chiacca, vinche tutto sos contrastos. Sospealer de verdaggio, paga in frutto scavulaggio, e sosacco sprusabarzo lo faghimmo ortalizzi. Ma che scurto è sa giustizia, il caprecas e conchiles, e gai bies frores, e fusiles, e bies pani sospirastos, questo è un accento alle latitanze. Gai de neosti gumorisca, azza, scrasto e figunietta, piragossa e melighedda, in sormuro, ormurta e mura, e pizzinos in savura, con cresiedda e chirrinzolo, e un umuilo del mazzolo quando verde su un pare. Per l'anzar del badanzo non hanno dentro mai signore, pur usuta sesattore mai urruta su mischiatos. Fino a quando d'antargavo s'hanno fatto un sisacheo, in sormontes in peleu, e sormontes in peleu al segago a quarta quarta. Saper dall'impararlo assomene ogni mestieri, minadori o stradonieri con mina, massetta e marra. In su montone zarra di randi a proa subiano, sempre saper in mano, che non esiste per discare. A perda sti rivighe di nara si serve birbante, auguro i brus elegante s'ammazza prena a perda. Ma dottos che carra merda sul masso della causa in palasa, sarebbe lo scarabeo, no? Il disigio rene dalla sobra devanto il gastos. Che na dente se artiglio naschimos che na difesa, ma contra ogni ammalesa sa verda va a fronte, arma in sa omo in monte, con panza sempre sicura, letto e sa sepoltura, quando muro sul sostastos. Ma Zaverde sfina zindu di suo disigio e vaghe, si pinnetto osi e murare, si fintana osi ad arciare, quando è stanca di guerrare, ogni gente che il capello, per candinduno, unico e reo, che lo ramo d'ogni osare. Però comprende questo luogo che resta notte profonda, insistale lo che sunda, e insieme lo saporina, perda che una faina, mura d'ogni fortuna, si sprigo de savuna e illumina sul mondo spazio. Io vorrei chiedervi una cosa, non so se chi possa rispondere, insomma, dal punto di vista archeologico, perché è bellissimo questo studio che avete fatto, però volevo capire, sono mai state fatte delle indagini archeologiche sul territorio, alcuni di questi tipo Sorlaco da Cazzigare, che sono molto interessanti perché insomma si inseriscono poi nel discorso generale dell'introduzione del vino, eccetera, eccetera. C'è un'archeologa che è venuta la sera, abbiamo fatto la presentazione lì a San Quirico, Cinzia Loi, se non sbaglio, che ha fatto la tesi, sta facendo la tesi di dottorato
uscito e stavo appunto, ha fatto un'indagine su quelli di Ardauli, se non sbaglio, ed è praticamente all'avanguardia in questo genere di ricerche in Sardegna. Cioè, è riuscito ad adattarli? Stava dicendo, se non sbaglio, alcuni sono di età romana, però la ricerca appunto è in fase di sviluppo. Quindi lei, cioè, ne parlava da anni Battista 1 per quanto riguarda, però semplicemente diceva che c'erano, poi hanno fatto appunto, mi aveva riferito del lavoro fatto dalla Proloco di come è stato riferito prima, però questa indipendentemente sta facendo appunto uno studio sistematico. Forse dipende molto, cioè io penso che sia comunque povero, no? Almeno per uno che non se ne intende, insomma. E credo che sia povero perché la conformazione del territorio è molto poco invitante, no? Si tratta di una piattaforma che è chiusa da 2 canyon, in 2 lati, il terzo lato è chiuso dal fiume, e dove non c'è roccia c'è argilla, quindi la possibilità di garantire un'economia capace di, come dire, di allevare i figli deve essere sempre stata, diciamo, molto problematica. Ma non sono d'accordo, perché è un territorio ricchissimo di chiese. E il potere religioso, c'è i soldi, c'è il potere economico, non si buttano soldi, non è possibile che ci siano. Cosa è successo appunto da quando la presenza umana ha avuto una maggiore regolarità garantita dai strati, perché prima riuscivamo a cercare. Allora c'è stata un po' di regolamentazione, diciamo di distribuzione più regolare, più duratura. Questo l'ha studiato Battista, no? Fino a quando è diventato forse economicamente favorevole questo tipo di cosa, e cioè produrre primizie, e quindi andare a venderle, diciamo, nei paesi più popolati dall'altra parte del fiume. Questo è quello che potrebbe spiegare, insomma, la cosa. Insomma c'è proprio in territorio di Bidoni, Monte Giove, il tempio di... Sì, è sotto noi, ma lì è già un'altra cosa. C'è il tempio di Giove, ci sono nuraghi veri e propri, cioè nella piana di Sorradire, che non è distante da noi, ma appunto è fuori da questo luogo, da questa selva. Evidentemente, diciamo, ci sono Castello Brogariu, io sono stato, però non sono riuscito a capire cosa fosse in realtà, perché è in una punta. Questo lo sa Mimma. Su Castello Brogariu? Sì, sopra c'è una chiesa eretta dai bizantini, no, ci sono soltanto i ruderi in pietra a secco. Ed era intitolata alla Madonna d'Itria, mi sa anche quella. Sono 2 chiese, praticamente ad Ardauli, al di là dal canyon, c'era la chiesa di Santa Maria. Santa Maria Torrana? No, Santa Maria Nostra, però sempre dedicata, cioè questi monaci hanno portato tutti questi santi, cose dall'Oriente, quindi appunto la Madonna è sempre Itria, oppure ci sono gli altri santi sempre di cosa orientale, sono Cosimo Italiano, noi abbiamo e niente, pare che ci fosse una chiesa al di qua nel nostro territorio che è di Santa Maria, e di fronte c'era, al di là del canyon, c'era appunto la chiesa edificata sopra su Castel del Brogariu. Però i ruderi ci sono, la toponomastica è prevalentemente preromana,
cioè i nomi sono del tipo Fulò, cosa posso dire, Fulè, Olla, Ortosai. Cioè presumibilmente accadico sarebbe il secondo anno la vera. Ma lasciamo perdere. Però queste sono, non so, Per il romano. per romana c'è. Però invece stavo dicendo non ci sono tutti i muraggi, neanche insediamenti. Nel nostro diventano territorio muraggi. non c'è. Non è Villaggi. come Svegliana, se c'è Esatto, ma il murale, diciamo, per come lo conosciamo, Non c'è. non c'è villaggio. Non è Neanche i detto, villaggi non è muraggi. detto che ci deve essere un nuraghe tipo per di Sì, San sì. Antine. Basta anche un nuraghe formato da un Biglietto, educatore. piccolino. Una cosa tipo questo che vediamo adesso, Sì, sì, c'è una costruzione così. Però appunto non può essere, ma nessuno ha... Così che sono stati smantellati, bisogna fare un'indagine archeologica per vedere se c'è la ceramica. Quindi così Cioè, non basta cercare. I nostri ospiti, Mimma Deiana, Silva Marras, Massimo Rasu, Fabio Marcello che insomma non abbiamo nominato all'inizio ma semplicemente perché non era ancora arrivato, Gianluigi Deiana. Grazie davvero di essere stati qui con noi. Vi do qualche informazione tecnica. Vado molte facce nuove, quindi forse conviene anche che lo ricordo. Gli aperitivi culturali, cioè questa occasione di incontro, di dibattito, di scambio di cultura, sono un'attività che la nostra associazione porta avanti tutto l'anno, ogni giovedì di tutto l'anno. Se non sapete cosa fare dalle 19 alle 21 venite da noi e noi siamo qua. Gli argomenti sono chiaramente vari, variano da settimana in settimana.